Buongiorno a tutti, Buongiorno. vi ringrazio di essere qua oggi per il consueto scambio degli auguri natalizi. Ovviamente non ci sarà poi il momento conviviale anche per tutta la situazione che stiamo ritornando a vivere anche su questo Natale, che speriamo sia effettivamente l'ultimo in questa condizione un po' particolare. C'è anche Elia, giusto? Sì. C'è anche Elia con noi, che dopo aver votato in provincia ha voluto venire qua a farvi gli auguri. E quindi insomma qua oggi semplicemente per farvi gli auguri, per donarvi un presente da parte dell'amministrazione, differenziato per tipologia, diciamo così, differenziamo un attimo per tipologia, quindi dopo passerete di qua e prenderete insomma il vostro presente che abbiamo dato. Un anno sicuramente è stato particolare, non forse come quello dell'anno scorso, in quanto l'anno scorso tutta l'emergenza coronavirus l'abbiamo vissuta in maniera un po' più sentita, perché è stato il primo anno. Quest'anno tante cose avevamo già digerite, certo che sta diventando un po' non dico quasi una quotidianità, ma quasi. E quindi ci siamo trovati anche quest'anno a dover affrontare particolari problematiche. Anche quest'anno c'è stato un ricambio di personale con alcuni pensionamenti, l'ultimo martedì di Alessandro, insomma, che ha raggiunto la quiescenza, fortuna per lui. E quindi insomma viviamo come pubblica amministrazione un grosso periodo di cambiamento che si andrà ad assestare secondo me tra 3-4 anni. Il prossimo anno avremo un altro cambiamento abbastanza importante, il cambio dell'amministrazione. Qualcuno potrebbe dire per fortuna o ci dispiace, però comunque per me sono gli ultimi auguri che vi faccio quest'anno, dopo i miei 10 anni di attività come sindaco, e quindi avrò maniera di ringraziarvi più avanti, insomma, per tutti questi anni. Comunque ci tengo a farvi gli auguri a voi e alle vostre famiglie da parte di tutta l'amministrazione, di ringraziarvi anche per il lavoro fatto quest'anno, nel bene o nel male. Ovviamente abbiamo avuto i nostri momenti di criticità come tutti gli anni, alcuni li abbiamo superati, altri vedremo di superarli. Sicuramente abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare per dare quelle risposte che i cittadini ci chiedono. Anche lì non avremmo risposto sicuramente a tutto, perché è nei casi dell'umanità non riuscire ad essere ovunque, c'era forse solo Gesù Cristo che aveva il dono dell'ubiquità, e quindi cerchiamo sempre di fare al meglio quello che riusciamo, soprattutto di dare tutto quello che c'è possibile dare. Quindi vi ringrazio per quello che avete fatto in questi mesi. Quelli che abbiamo davanti sicuramente saranno mesi ancora più difficili di questi, perché come dicevo, oltre alla pandemia abbiamo anche gli ultimi mesi di amministrazione, che di solito sono sempre un po' una corsa, però vedremo insomma di affrontarli con un po' di serenità e soprattutto consapevoli di quello che ci aspetta, perché la serenità ti è dato anche dal fatto di conoscere quelle che sono le sfide che erano. Quindi buone feste, grazie a tutti e vi saluto. E adesso, se volete passare di qua in maniera calma, educata, nel senso rispettando, a ritirare il vostro